cancellata dal calcio professionistico, adesso osteggiata dalle società dilettanti. La notizia non confermata di un possibile inserimento della Nuorese nel girone sud della promozione, con la Torres invece inserita al nord, sta scatenando la reazione delle società meridionali, come riportato oggi dal quotidiano cagliaritano l'Unione Sarda. Lo stravolgimento dei campionati preoccupa i dirigenti delle società di promozione e alimenta le polemiche. In prima fila il Muravera, che per voce del suo direttore generale, tale signor Carrus, minaccia di non giocare e adire alle vie legali contro la federazione se la Nuorese verrà iscritta al campionato. A fargli eco le dichiarazioni dei dirigenti di società dal nome altisonante come Gemini Pirri, Progetto Sant'Elia, Ferrini e altre ancora, tutte società che hanno certamente un palmarès di assoluto livello, con la partecipazione a campionati professionistici e magari anche a qualche Coppa Europea. Una reazione comprensibile forse da parte di chi aveva programmato una stagione vincente si vede invece minacciata dall'arrivo di corazzate come Nuorese e Torres, ma una reazione spropositata se si guarda all'etica dello sport, ma sperare nell'etica nel mondo del calcio sembra essere ormai pura utopia. La Nuorese e la Torres sono state condannate dalla giustizia sportiva a lasciare il calcio professionistico, adesso le società dilettantistiche sarde non le vogliono nei campionati regionali, perché prima sono arrivate le proteste delle squadre di eccellenza, adesso di quelle di promozione, domani magari sarà la volta delle società di prima categoria e forse anche di quelle della seconda. Se non ci fosse da vergognarsi ci sarebbe da ridere. Gemini Pirri, Muravera, Progetto Sant'Elia si comportano come società che hanno fatto la storia del calcio isolano. Nuorese e Torres sono invece società sconosciute, senza un passato. Speriamo soltanto che la Federcalcio regionale non si faccia condizionare da minacce e lusinghe e si comporti correttamente, senza ledere i diritti di nessuno, ma rispettando Nuorese e Torres per quello che hanno saputo regalare al calcio sardo, al di là di quest'ultima pagina nera della loro decennale storia.